Va ora in onda la rassegna stampa. Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa affidata al direttore. Ben trovato Giulio. Grazie a Giulio Cesare Carnelli. Un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Giovedì 30 novembre sono le 7:32. Vi ricordo il nostro sito radiolibertà.net. Da lì potete partire anche per recuperare tutto il resto, come il palinsesto di giornata sulla pagina Facebook di Radio Libertà. Intanto, come sempre, vediamo la prima pagina dell'agenzia ANSA: tregua per il 7° giorno in Medio Oriente, o meglio Palestina, Gaza. Per essere più precisi, Israele, da Hamas nuova lista di ostaggi che saranno liberati oggi. Prosegue alle stesse condizioni precedenti la tregua con il cessate il fuoco, l'ingresso di aiuti umanitari, la mediazione del Qatar. L'attivista palestinese Aed Tamimi tra gli ultimi palestinesi rilasciati. È morto a 100 anni Henry Kissinger, il Machiavelli d'America, titola l'ANSA in prima pagina. E poi, tornando alle vicende italiane, Del Mastro, il sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia, rinviato a giudizio. Non ho violato nessun segreto, dice lui. Il sottosegretario Fazzolari parla di episodio inconsueto. Dopodiché abbiamo la vicenda di Giulia Cecchettin e di Filippo Turetta. I genitori di Turetta rinunciano al colloquio in carcere col figlio Filippo, che diceva: Giulia, stai con me e non con le amiche. Questo fa titolo di prima pagina sui giornali di oggi pure. Arriva il freddo polare al nord, cosa strana, in quel di novembre-dicembre, forti nevicate sulle Alpi, altrettanto strano che in inverno nevichi sulle Alpi, naturalmente. Possibili naufragi fra Liguria di Levante, nubifragi, chiedo scusa, non naufragi ovviamente, possibili nubifragi tra Liguria di Levante e Alta Toscana. Sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA, poi Gaza prende fiato, torna a raccogliere le olive, così si apre lo speciale Medio Oriente. C'è un altro speciale sull'amore che non uccide, ovvero i femminicidi. Nei sondaggi cresce la percezione della gravità dei femminicidi, e se lo dice l'ANSA è così, probabilmente è così. Le storie italiane, quella di un ex bulletto in Abruzzo: mi redimo assistendo i bambini, titola ancora l'agenzia ANSA, che lasciamo per andare a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Come sempre partiamo da Avvenire. Il quotidiano cattolico apre con una notizia che risale al 2017, a 6 anni fa. Governo Gentiloni, l'Italia bocciata sui minori. La condanna della Corte Europea dei Diritti Umani arriva poi in ritardo, sul 2017, per aver collocato all'epoca Gentiloni 4 ragazzi africani all'hotspot per immigrati di Taranto destinato a soli adulti. Questa sentenza apre a nuovi possibili rilievi sul decreto Cutro 2 dell'attuale governo Meloni, che prevede strutture promiscue. Per Strasburgo sui migranti il trattamento è disumano e degradante, nel mirino anche la libertà negata. Dilaga la polemica sul decreto legge immigrazione del governo Cutro 2, e per l'Italia arriva una condanna dalla Corte Europea per i diritti umani del Consiglio d'Europa. Al centro la vicenda di 4 migranti minorenni alloggiati nell'hotspot di Taranto, previsto per soli adulti, in condizioni degradanti di privazione della libertà. I fatti risalgono al 2017. I 4 ragazzi, 3 gambiani, un ghanese, arrivati sulle coste italiane a bordo di un'imbarcazione fatiscente, sostengono di avere dichiarato la loro età alle autorità, ma di essere stati trasferiti ugualmente in un luogo non idoneo, sovraffollato, malsano, dove sono rimasti 2 mesi. Il verdetto della Corte Europea per i diritti umani del Consiglio d'Europa arriva a mettere in discussione la volontà del governo attuale, perché i fatti sono quelli del governo Gentiloni dell'epoca. Il governo attuale consente la promiscuità con adulti di migranti minorenni con più di 16 anni, ma vedremo su questo un'intervista al ministro Piantedosi sulla Stampa di Torino, che dice non ci sarà nessun minorenne dentro ai centri. Comunque il governo italiano non ha negato, ma ha cercato di giustificarsi. Dopodiché abbiamo l'apertura da oggi a Dubai, conferenza dell'ONU sul clima, come far aprire la conferenza sui pollai a una volpe, diciamo così, la COP più difficile nell'anno più caldo. Da oggi 197 stati
si riuniscono a Dubai per negoziare la roadmap con cui contenere il riscaldamento globale che nel 23 ha toccato nuovi picchi. Al centro a far discutere il peso delle fonti fossili, il nuovo asse Cina-Stati Uniti sulle rinnovabili. Con ciò lasciamo la prima pagina di Avvenire, andiamo a vedere il Corriere della Sera. Apertura, titolo principale dedicato alla questione governo giudici, alta tensione, il sottosegretario Del Mastro va a giudizio, il PD chiede che sia sfiduciato, lui dice non lascio, secondo l'accusa rivelò segreti d'ufficio sul caso Cospito. Per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari è una scelta inconsueta perché il pubblico ministero non voleva procedere. C'è anche spazio per le nuove bollette, tutto quello che c'è da sapere sulle nuove bollette di luce e gas, cosa cambia per i single, le famiglie con figli, gli anziani. La sconfitta di Roma sull'Expo 2030, tutti gli errori. Roma ha perso la corsa all'Expo, ecco cosa non ha funzionato, al di là dello strapotere economico dell'Arabia Saudita. L'intelligenza artificiale che ha già perso l'anima, se lo chiede Massimo Gaggi, ChatGPT compie un anno, il 30 novembre dell'anno scorso è stata lanciata. Non so come sarà combattuta la terza guerra mondiale, so che la quarta sarà combattuta con l'arco e le frecce. Chi nella Silicon Valley vuole rallentare l'avanzata dell'intelligenza artificiale spesso manifesta timori simili a quelli attribuiti ad Albert Einstein sui pericoli dell'energia nucleare trasformata in bomba. Maurizio Ferrera, nell'articolo di fondo del Corriere di oggi, si occupa di Unione Europea e Islam, i rischi da evitare. È possibile che fra qualche mese l'Olanda abbia un primo ministro islamofobo. Si tratta di Geert Wilders, lo vedremo a Firenze. Il 3, la manifestazione della Lega, vincitore delle ultime elezioni in Olanda. Nel suo programma c'è la proposta di bandire le moschee e le scuole coraniche, vietare il velo islamico negli edifici pubblici, bloccare l'immigrazione. E domenica sarà a Firenze, invitato da Salvini al convegno dei partiti del gruppo Identità e Democrazia, tutti impegnati a combattere la cosiddetta invasione musulmana dell'Europa, una strategia che cavalca radicati pregiudizi culturali e religiosi nei confronti di una comunità percepita estranea ai valori occidentali. L'ostilità crescente verso l'Islam potrebbe scatenare nel cuore dell'Europa lo scontro di civiltà che adesso c'è in Medio Oriente, uno scenario allarmante. L'Islam non solo è una fede in senso stretto, ma una pratica di vita ispirata da valori tradizionali, patriarcali, scrive in prima pagina l'editorialista del Corriere della Sera, patriarcali, attenzione perché dal patriarcato si va al femminicidio in linea retta. Ciò che più contrasta con l'ethos europeo è la difficoltà di separare la sfera religioso-culturale da quella pubblica, rispettare il principio di laicità, i diritti fondamentali dell'individuo. È un processo di apprendimento che devono fare gli islamici. Le politiche di inclusione giocano un ruolo. Molti studi hanno dimostrato che se hanno l'opportunità di integrarsi, gli immigrati musulmani sono capaci di adattarsi, assimilare i capisaldi della cultura e le norme di convivenza europee. L'integrazione non è facile, prosegue Maurizio Ferrera sul Corriere della Sera. Le manifestazioni esteriori dell'appartenenza all'Islam rendono i suoi fedeli riconoscibili, attivano categorizzazioni, pregiudizi, crimini d'odio da parte dei nativi, cioè noi. Secondo i sondaggi, almeno un terzo dei musulmani residenti ha subito atti di discriminazione o violenza negli ultimi 12 mesi. Ci sono due gruppi minoritari all'interno del mondo islamico che suscitano preoccupazione: i fondamentalisti religiosi, sostenitori del califfato islamico basato sulla Sharia. In Germania i servizi segreti stimano 25.000 fanatici, 2.000 potenziali attentatori. Il secondo gruppo è costituito dalle masse di giovani disoccupati di seconda e terza generazione che non riescono a integrarsi, affollano le periferie delle città Parigi, Berlino, Amsterdam, Londra, Copenaghen, Stoccolma. In Francia più di 750 zone urbane sensibili, 6 milioni di giovani totalmente privi di punti di riferimento, non si identificano con la cultura d'origine, detestano quella della Francia. Questa sottoclasse di esclusi è un bacino di reclutamento per il fondamentalismo. In Germania il movimento di destra, patrioti europei, chiama questi giovani rape fugees, dal verbo inglese rape, violentare, refugee,
rifugiato, in quanto presunti esponenti di jihad sessuale contro le ragazze bianche. Insomma, concludiamo, l'Europa ha perso un'occasione storica di aiutare l'Islam moderato, le correnti laiche, durante le primavere arabe. Oggi deve fronteggiare una sfida più complessa, pacificare le tensioni crescenti al proprio interno, contenere la radicalizzazione fondamentalista, disattivare l'islamofobia. Tutto bello, pulito, semplice, perfetto, facilissimo scrivere gli editoriali. Mentre lasciamo il Corriere della Sera con la grande foto di prima pagina, è morto Kfir, 10 mesi, un piccolo israeliano. Era l'ostaggio più piccolo, secondo Hamas, credibilissima la cosa, è stato colpito da raid israeliani, altri 16 prigionieri rilasciati. Kfir aveva solo 10 mesi, è morto, con lui anche sua madre e il fratellino di 4 anni. Hamas ha detto che sarebbero stati uccisi dalle bombe israeliane nella striscia di Gaza. Non ci sono notizie sul padre. Anche lui avrebbe perso la vita. Dopodiché abbiamo il caso di Giulia e Filippo. Secondo la famiglia di Giulia, che sta raccogliendo audio, la ragazza era stalkerizzata da Filippo, che avrebbe cercato con insistenza di allontanarla dalle amiche e dalla famiglia. Era geloso, possessivo, dopo la fine della loro relazione, al punto che negli ultimi mesi, prima di essere uccisa, Giulia diceva di avere paura che le potesse succedere qualcosa, scrive il Corriere in prima pagina. Mentre Cervinia, località turistica conosciuta in tutto il mondo, cambia nome, si chiamerà Le Breuil, così come era conosciuta prima che il fascismo decise la nuova denominazione alla frazione del comune di Val Tournanche. Lo ha deciso la regione Val d'Aosta. Il fascismo è una roba dell'altro ieri, ovviamente. Con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo a vedere anche il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Il titolo principale è dedicato a Lollobrigida, raffigurato peraltro da Natangelo in prima pagina come colui che chiude il caso Frecciarossa salvando la faccia. Peccato che la faccia con cui lo raffigura Natangelo è un culo, 2 belle chiappe. L'ultima di Lollobrigida, rischi di pioggia per i bambini di Caivano, per cui non potevo aspettare. Ho fatto fermare il treno perché doveva piovere, i bambini di Caivano si bagnavano, perché come sapete in Sicilia il problema principale è il traffico, in Campania, a Napoli, è la pioggia. Ora parli Salvini, Lollobrigida insiste, sì, chiesi di fermare il treno, ma non fu un favore, è previsto dalle ferrovie e a Caivano c'era l'allerta meteo. Poi vedremo cosa c'entra Salvini che deve giustificare il suo collega ministro. In taglio alto, i senza reddito hanno fatto i corsi, non hanno mai ricevuto un euro, sul salario minimo passa il colpo di mano del centrodestra e il database pubblico, SISL, non manda le domande ai centri per l'impiego che non possono pagare il supporto per la formazione, pari a 350 euro mensili. In 120.000 senza risposta. Hanno fatto i corsi, mai ricevuto un euro. Sull'Expo la frase sopra la testata, mentre Roma, scrive il Fatto, grida al complotto tangentizio, il presidente coreano Yoon Suk Yeol, Corea del Sud, si scusa per la sconfitta della candidatura della sua città, Busan. Ho deluso la gente, è tutta colpa mia. Tutt'altro stile, insomma. Il governo rivuole l'Ilva, già svuotata dal gruppo Mittal. Conflitto di interessi per il senatore Gasparri, deve parlare la russa, chiedono PD e 5 Stelle, poi viadotto crollato, imputato Ciucci, l'uomo del ponte sullo stretto di Messina, per il viadotto crollato nel 14, poi vedremo anche questo. Draghi sul trono, in chiesa, alla corte di Cazzullo e VIP, officiano i gesuiti, scrive il Fatto Quotidiano. A cosa si riferisce il fatto? Al fatto che Mario Draghi è andato a presentare il libro di Aldo Cazzullo, ha fatto da partner per la presentazione del libro di Cazzullo dedicato a quando eravamo i padroni del mondo, Roma, e Nancy Brilli ha letto brani dello stupendo libro di Cazzullo, presentato niente po' di meno che da Mario Draghi. Pensate un po' che quantità di VIP, mentre lasciamo anche il Fatto Quotidiano con le considerazioni del direttore Marco Travaglio nell'articolo intitolato La ritirata di Russia. Cosa è successo? Che martedì il quotidiano La Repubblica ha intervistato in pompa magna Anna Nietriebko, regina della lirica, soprano russa, voce da brivido, scrive Repubblica, vigore espressivo, piglio da diva, milioni di follower, carisma ammaliante. Questa cantante fu una scoperta del geniale direttore Valery Gergiev, vicino a Putin, scrive Repubblica. Ebbene, commenta Travaglio, a 10 giorni dalla prima della Scala, che vedrà la Nietriebko mattatrice nel Don Carlo di Verdi,
sia concessa in esclusiva a Repubblica. A patto di non citare la diva, la cantante, sia concessa a Repubblica nell'intervista, in esclusiva, a patto di non citare quei temi, cioè la guerra in Ucraina. E Repubblica ha subito accettato. Bello, scrive Repubblica, prendersi una vacanza dai fuochi, affrontare il ritratto del personaggio verdiano. Non bello, scrive sarcasticamente Travaglio. Bellissimo. Abbiamo atteso 24 ore prima di scriverne per dar modo ai Riotta, Mieli, Polito, Cappellini, Severnini, Folli, Grasso, Sarzanini, Guerzoni, Jacoboni e gli altri atlantisti nostrani di infilare Repubblica nella nuova lista dei putiniani servi della cyberpropaganda russa. E invece tutti zitti e Mosca, Mosca con la M maiuscola. Sembra passato un secolo, non 18 mesi, da quando la regina della lirica dovette ritirarsi dalla Scala perché il sindaco, Sala, e il teatro milanese avevano cacciato quello che oggi Repubblica definisce il geniale direttore Gergiev per putinismo molesto. Altri teatri cancellavano i balletti di Tchaikovsky, altri musicisti proto-putiniani. La fiera del libro per ragazzi di Bologna bandiva gli editori e gli autori russi. Insomma, invece adesso Repubblica fa il ritrattone fantastico della cantante putiniana. Lasciamo il fatto, andiamo al giornale di Alessandro Sallusti. L'apertura è dedicata ai magistrati, parte l'assalto e Palazzo Chigi evoca l'avviso di garanzia a Berlusconi nel 94. Siamo quasi lì, vuoi vedere che gli arriva 4 legnate di quelle poderose anche al governo Meloni? Intanto Del Mastro, sottosegretario, va a processo anche se il pubblico ministero era contrario. Ci sono poi magistrati condannati un anno fa, ma ancora al lavoro, scrive il giornale in prima pagina. È il caso di 2 magistrati, Ruggiero e Pesce, che sono ancora in servizio a Bari, in Puglia, condannati ma ancora al loro posto. Sentenza definitiva, avevano minacciato dei testimoni, ma insomma, che male c'è? Si minaccia i testimoni a fini di giustizia è una cosa buona, no? Il giornale mette in prima pagina, ricorda il fascismo e a Cervinia cambiano il nome, follia in Valle d'Aosta. Cancellato anche il buonsenso, scrive il direttore Sallusti. Cancellato ieri dalla toponomastica il nome Cervinia, una delle stazioni sciistiche più famose al mondo. Era un po' fascisteggiante. Cervinia venne inventata nel 1934. Intanto, sempre dal giornale, la tragedia di Kfir, 10 mesi, l'abbiamo visto prima in prima pagina sul Corriere della Sera, anche sul giornale, ucciso a Gaza con mamma e fratellino. E intanto addio all'aereo Milano-New York per colpa dei tedeschi. Lufthansa ordina e ITA sopprime il volo. Le nozze tra ITA e Lufthansa potrebbero aver già generato il primo effetto. Il prossimo 7 gennaio decollerà da Milano Malpensa l'ultimo volo ITA per l'aeroporto JFK di New York. Dopodiché l'ex Alitalia abbandonerà la tratta. A terra 7.000 passeggeri che avevano già prenotato il volo. È un favore alla Lufthansa che poi compra il tutto. Nel frattempo, con Gentiloni in carica, ricorda Felice Manti, il PD al governo umiliava i migranti e per di più minorenni. La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per un caso del 2017. Gian Michele Sin sul giornale si occupa dell'Arabia Saudita inarrestabile tra Expo, calcio e affari. Vedremo diversi articoli sull'Arabia Saudita stamattina. Il Mattino di Napoli, lo vediamo rapidamente, mette in apertura 2 questioni. A testa alta il Napoli che cede al Real Madrid nel finale 4-2 e la stretta sulle intercettazioni. Divieto di intercettare le conversazioni fra l'indagato e l'avvocato, che mi pare che però ci sia già. Stop al sequestro indiscriminato dei dispositivi elettronici, tablet, smartphone, computer e freno all'uso dei virus Trojan per intercettare. Arriva così la stretta nella riforma a cui lavora il Ministero della Giustizia. Intanto il sottosegretario Del Mastro dovrà affrontare un processo per rivelazione di segreto d'ufficio. Ha diffuso il contenuto di documenti sul caso di Alfredo Cospito, rinchiuso al carcere duro nel carcere di Sassari, pur sapendo che erano coperti da segreto. Con ciò lasciamo la prima pagina del Mattino, c'è anche Nordio con i liceali di Caivano, dagli orrori alla svolta Caivano riparte. Si fa per dire, mentre il Tempo di Roma mette in prima pagina, adesso lo vediamo comparire la prima pagina, si spera, del Tempo di Roma, un attimo di attesa, prima o poi comparirà, c'è anche un paginone dedicato a Rosa e Olindo e al libro di Antonino Monteleone di cui abbiamo parlato ieri con l'autore alle 8:30 qui a Radio Libertà.
In ogni caso, giustizia sarà fatta, che non riguarda purtroppo per il momento Roseo Lindo, ma la tensione fra la politica e i magistrati. La solita menata, Nordio accelera sulla riforma, separazione delle carriere entro la primavera, il 6 dicembre Crosetto in aula potrebbe riferire sullo scontro giustizia politica, oggi il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, Del Mastro rinviato a giudizio per la vicenda Cospito. Poi Regno Unito, Austria e Germania vogliono fare come l'Italia, cioè trovare un paese come l'Albania per scremare i richiedenti asilo. Fitto, ministro degli affari europei sull'edilizia scolastica, gli asili tagliati nel PNRR saranno finanziati con altre risorse, cioè troveremo i soldi per fare tutto. Fiorello, Giorgia Mannino, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini al fianco di Amadeus, naturalmente per il Sanremo 2024, tra poco ci ritocca un'altra volta, e poi Salvini che vuole rinegoziare con l'Unione Europea la questione del mercato tutelato, bollette luce e gas. Continua il pressing di Matteo Salvini per negoziare con l'Unione Europea la proroga del mercato tutelato. Il ministro Pichetto Fratin, ministro dell'Energia, è al lavoro per trovare una soluzione in grado di proteggere 9 milioni di famiglie con i costi calmierati. Dopodiché c'è un'intera paginata, pagina 9, del quotidiano romano, curata da Dario Martini, tutti i dubbi ancora aperti sulla strage di Erba. Nel libro di Francesco Priano e Antonino Monteleone, che si intitola semplicemente Erba, edito da PM, ne abbiamo parlato ieri con Monteleone, l'inchiesta giornalistica che illustra la tesi innocentista su Olindo e Rosa, prove inedite e mai valutate, intercettazioni sparite, vizi strutturali nelle indagini, nuovi elementi, la testimonianza di Frigerio e le confessioni non sarebbero considerate attendibili. Poi vediamo meglio l'articolo. Intanto lasciamo anche il Tempo di Roma, vediamo l'apertura di Repubblica, quotidiano diretto da Maurizio Molinari, mette in primo piano la questione della violenza a una donna su 3, sono i numeri, sondaggio shock sui femminicidi, il 31%, e non solo femminicidi, per fortuna, il 31% in Italia ha subito atti violenti, non mortali, ma l'80% delle vittime non fa denuncia e lo confida solo a persone vicine. La famiglia di Giulia raccoglie le prove dello stalking di Filippo, spuntano nuovi audio dove lui dice a lei devi stare con me e non con le tue amiche. I genitori di Filippo non vanno a trovarli in carcere, non siamo pronti. C'è Sanremo anche qua, importantissimo. E poi il venerdì di Repubblica che uscirà con Augias, Corrado Augias, il vorace Augias che racconta che Babele la mia vita. Babele era il titolo di uno dei suoi fantastici, ineguagliabili programmi televisivi. Tregua in bilico nella guerra dei bambini, titola ancora Repubblica, e poi c'è Giuliano Amato che continua a rivelare a rate cosette, cosine, cosucce sulla Achille Lauro, un'intervista addirittura di 2 pagine a Giuliano Amato, pagina 6, pagina 7 di Simonetta Fiori. Sulla Achille Lauro, Arafat ingannò Craxi. Tanto sono morti tutti e due, possiamo dire quello che vogliamo. Il Medio Oriente torni allo spirito di Oslo per una pace basata sui 2 stati, dice l'ineguagliabile, eccellentissimo, tra gli ottimi, Giuliano Amato, Presidente del Consiglio, Ministro a destra e a sinistra, Presidente emerito della Corte Costituzionale e tantissime altre cose. Il 7 ottobre è stato un giorno terribile per la carica di violenza di Hamas. Netanyahu è diverso da Peres e Rabin. Sulla Achille Lauro, Arafat ingannò Bettino Craxi, dice tra le altre cose l'eccellentissimo tra gli ottimi Giuliano Amato nella lunghissima intervista a Repubblica, pagine 6, pagina 7. Il sabato nero del 7 di ottobre scorso, Hamas che è un'organizzazione terroristica, l'Islam, le classi politiche occidentali e la questione di Arafat e di Rabin e di Shimon Peres. Vediamo un po'. Tutti noi, in primo luogo chi ha governato Israele negli ultimi 15 anni, siamo chiamati in causa, dice Giuliano Amato impareggiabilmente a Repubblica. Qui non posso non rimarcare la straordinaria differenza tra un premier come Netanyahu e la generazione precedente, quella di quelli validi come lui, del resto, no? Come lo stesso Amato, Shimon Peres, Rabin, questi qui erano leader importanti. Questi leader credevano nell'integrazione. Poco prima della ratifica degli accordi di Oslo, che posero le premesse mai realizzate per lo Stato palestinese,
Parlai con Rabin, ero presidente del Consiglio, ricorda Amato. La nostra colazione alla Farnesina sarebbe dovuta durare un'ora. Alle 4 del pomeriggio eravamo ancora là a parlare di cosa? Del futuro, delle idee che lo animavano, di una Gerusalemme condivisa, la volontà che i palestinesi potessero beneficiare della superiorità civile che Israele rappresentava. Parlai di questo con Arafat più volte. Lui aveva il problema del ritorno dei palestinesi, il diritto al ritorno. Ricordo una conversazione, gli dissi: tu hai accettato che vi sia lo Stato sovrano di Israele su questa terra. Lui assentì: questo io non posso non accettarlo. E allora proseguì io, racconta l'impareggiabile Giuliano Amato. È evidente che il diritto al ritorno dei palestinesi non potrà che essere concordato con Israele, lo Stato che ha la sovranità su quel territorio. Lui taceva, ma non aveva argomenti da oppormi. Gli accordi di Oslo furono il momento più alto dell'incontro tra uomini di buona volontà, anche se Arafat non era certo privo di ambiguità, ma la storia spingeva in quella direzione. Tutto ciò è venuto meno con Netanyahu, le critiche all'attuale primo ministro. Dopodiché è evidente che Netanyahu non ha mai letto Cavour, dice impareggiabilmente Giuliano Amato. Se l'ha letto ne ha tratto lezione contraria, perché Cavour ci ha insegnato che chi non fa i cambiamenti opportuni quando è il momento di farli scatena la reazione estrema, violenta. Per evitare la violenza occorre far camminare le istanze giuste, che si ha la responsabilità di governare, eccetera, eccetera. Dopodiché com'è che ci arriviamo a Bettino Craxi? Stavo cercando, perché questa qui non è un'intervista, è una lenzuolata fluviale, se mi permettete l'espressione, un po' ossimorica, ma comunque Yasser disse a Bettino che Abu Abbas era un mediatore, ma era il regista del sequestro e per questo lo lasciamo andare, scontentando gli Stati Uniti. Cioè Bettino Craxi era proprio un coglione, nelle parole di Giuliano Amato. Non è la prima volta che Giuliano Amato fa passare per cretino Bettino Craxi, e anche in questo caso lo fa passare per un deficiente, perché sulla Achille Lauro si fece ingannare da Arafat. Così dice Giuliano Amato, oggi naturalmente. Tra poco abbiamo la piccola pausa, ma facciamo in tempo a passare da questo orrore di roba alla prima pagina della Stampa. Scusate se posso esprimere un giudizio, perché a me francamente leggere le interviste di Giuliano Amato mi genera un moto tale che si avrebbe bisogno dell'avvocato penalista per poter esprimere tutto ciò che si prova. Siccome non ho nessuna voglia di passare del tempo con avvocati penalisti, se non parlando di altre questioni che non riguardino la mia personale responsabilità penale, passiamo alla Stampa di Torino, che è meglio, forse, con molti forse, ma comunque adesso andiamo un attimo in pausa. Sono le 7:59, piccola pausa di 30 secondi. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. E la linea torna subito a Giulio Cainarca. Eccoci qua, grazie all'impareggiabile ed eccellente tra gli ottimi, anche lui Giulio Cesare Carnelli. E intanto il modello Albania si può replicare. L'intervista che apre la prima pagina della Stampa di Torino al ministro dell'Interno Piantedosi, ospite della Stampa. Migranti, mai i minori nei centri di permanenza per il rimpatrio. I poliziotti sono addestrati per i femminicidi, dice ancora il ministro dell'Interno. Comunque la frase più importante è questa: mai nessun minore nei CPR. Il modello Albania è ripetibile. Sui femminicidi agenti preparati. All'Italia servono più centri di permanenza per il rimpatrio. CPR, l'accordo con Tunisi ha funzionato. Crosetto è un ministro equilibrato e ha già chiarito con l'Associazione Nazionale Magistrati. Il decreto Cutro, né quel decreto né alcuna norma nazionale prevede il trattenimento ai fini dell'espulsione dei minorenni, quindi il problema minorenni non c'è. Gli accordi vanno ampliati, non solo con la Tunisia, ma anche Egitto, Costa d'Avorio, paesi strategici. L'accordo con l'Albania fa parte di un progetto complessivo di realizzazione CPR in tutte le regioni e deterrenza. Abbiamo messo in campo per i femminicidi, violenza sulle donne, un intervento normativo per intercettare prima chi è violento, ma la legge non è tutto. Critiche alla polizia?
Abbiamo altrettante testimonianze positive, proseguiremo con la formazione. Più agenti a Torino entro il 2023, 248 agenti in più. La manovra mette fondi per un piano nazionale di 10 anni, dice tra le altre cose il ministro Piantedosi. 152.000 e passa i migranti sbarcati in Italia dal 1 gennaio al 29 novembre del 2023. Intanto, sempre dalla prima pagina della Stampa, Covid, basta tamponi, a dirlo è Francesco Vaia, direttore della prevenzione al Ministero della Salute, che minimizza sull'ondata Covid e influenza, che secondo invece un altro big della sanità pubblica italiana, Gianni Rezza, potrebbe mandare in tilt gli ospedali. In realtà tutto sotto controllo, dice Francesco Vaia, direttore prevenzione Ministero della Salute. Ancora dalla prima pagina della Stampa di oggi, l'allarme di Draghi, l'Europa si dissolve, deve diventare uno Stato al più presto, ha detto Draghi, presentando il libro dell'eccellente, tra gli ottimissimi, Aldo Cazzullo. Il bar da guerre stellari delle destre di Salvini si ritrova a Firenze, secondo Flavia Perina, un tempo direttrice del quotidiano del Movimento Sociale, Secolo d'Italia, mentre il professor Barbero racconta le città medioevali, la perfezione dei borghi d'Italia, un tema interessantissimo, peraltro, sul serio, non per ironia, ovviamente. Mentre Cervinia cambia nome, è la rivolta dei residenti. Bisogna ammettere che abituarsi al cambio di nome non sarà facile, scrive la Stampa. In primo piano sulla Stampa anche il pezzo di Marcello Sorgi, notista politico, politica interna, la Premier, i magistrati, la lezione di Berlusconi e tante altre cose molto interessanti. La Verità apre la sua prima pagina oggi, tenetevi forte perché c'è molto anche da ridere e da piangere, con la vicenda di Casarini e del Papa, il Papa Francesco naturalmente. Giacomo Amadori e Fabio Amendolara raccontano una pochade incredibile, un pezzo di commedia all'italiana ma da piangere. Casarini usava il Papa per fare soldi e poi diceva: i vescovi di Bergoglio sono dei coglioni. Qualcuno potrebbe commentare, c'aveva proprio ragione. E l'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il No Global Casarini, la lettera del Papa Francesco per farsi finanziare. Casarini manda la lettera al Papa per farsi dare i skei, come direbbe lui. Ora me ne deve fare un'altra, ma stavolta mi deve chiamare figlio prediletto. Gliel'ha detta lui la lettera al Papa Casarini. Don Mattia Ferrari gli scrive, infatti, ormai sei il ghostwriter di Bergoglio, caro Casarini, caro Luca. L'arcivescovo di Palermo dice a Casarini: mi hai evangelizzato tu. Questo è il quadretto della fantastica Chiesa Cattolica Italiana, una roba da fare invidia al bagaglino. Le carte dell'inchiesta di Ragusa su Luca Casarini e altre 5 persone, compreso il suo fraterno amico, compagno di lotta Giuseppe Caccia, tutti indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, mentre la violazione delle norme del codice della navigazione, raccontano queste carte dell'inchiesta come in un reality show tutte le manovre di avvicinamento dell'ex capo delle tute bianche, il No Global Casarini, ai vertici della Chiesa Cattolica. Il film si dipana tra il 19 e il 21, sino al sequestro dei cellulari. In un dossier interno all'Associazione di Promozione Sociale Mediterranea, di cui Casarini e Caccia sono gli animatori, viene spiegato il tutto. La relazione tra l'ONG di Casarini e Caccia, Mediterranea, e la Chiesa Cattolica è una cosa che ha lasciato stupiti molti. Il merito, raccontano sempre Amadori e Amendolara, è di Papa Francesco e dei tanti vescovi che hanno stretto amicizia con la ONG di Casarini e Caccia. Ma come è nato tutto ciò? Il merito di aver avviato questo rapporto è degli arcivescovi delle 2 città in cui si trovano, la sede legale e la sede operativa dell'Associazione di Casarini, la Mediterranea, Bologna e Palermo, cioè Matteo Zuppi, niente po' di meno, che adesso è il capo della CEI, e Corrado Lorefice. Le relazioni tra Mediterranea e la Chiesa Cattolica nascono dalla relazione tra i membri bolognesi, cioè ragazzi e ragazze dei centri sociali TPO e l'Abbas, e l'arcivescovo Matteo Zuppi, oggi cardinale, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che nella sua azione pastorale a Bologna ha costruito un'amicizia profonda con le persone di buona volontà, dall'università alle varie associazioni ai movimenti di ogni provenienza culturale e politica, e quindi anche i centri sociali. Il punto di svolta nel rapporto tra la Mediterranea di Casarini e Caccia e la Chiesa Cattolica
È stato l'incontro tra Luca Casarini, capomissione di Mediterranea, e l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, avvenuto l'8 aprile del 19. Quell'incontro ha rappresentato una svolta. È stato epifanico, si legge nelle carte, una rivelazione, insomma, soprattutto perché l'arcivescovo di Palermo avrebbe dato un nome ai sentimenti che spingevano l'ex attaccabrighe dei centri sociali casarini a salvare i migranti. L'arcivescovo Lorefice ha fatto capire a Luca e a tutta la ONG mediterranea che quello che stavamo vivendo era il Vangelo, raccontano gli stessi di Mediterranea. E da quel momento Luca e tutti i ragazzi e le ragazze di Mediterranea hanno iniziato ad avere più interesse verso il Vangelo e la Chiesa. Dalle carte in realtà pare che più che il Vangelo gli interessavano i quattrini del Vaticano, però insomma questo è oggetto di un successivo discorso e hanno chiesto di poter avere un cappellano dentro la ONG, dentro Mediterranea, cioè un prete che li accompagnasse spiritualmente nel cammino, figura che è stata poi individuata, scusate ma non riesco a trattenere le risate, è stata individuata in Don Mattia Ferrari a motivo della sua storica amicizia con i ragazzi e le ragazze dei centri sociali bolognesi TPO e l'Abas, che sono tra i fondatori di Mediterranea. Non è finita. Dopo l'incontro con Luca, Lorefice, l'arcivescovo di Palermo, ha scelto di esporsi e di annunciare pubblicamente il suo appoggio a Mediterranea. Da quel momento sono stati tantissimi i vescovi che hanno scelto di sostenere l'ONG di Casarini e con molti di loro sono nati rapporti di amicizia profonda, dicono gli stessi, della ONG di Casarini. In questa brochure della Mediterranea piena di retorica, scrivono i due giornalisti della Verità, Amadori e Amendolara, non si nasconde a cosa serva davvero questo rapporto con la Chiesa. Le missioni devono essere finanziate, insomma, loro vogliono, quelli di Casarini, come dargli torto, i soldi di Papa Bergoglio e compagnia bella. C'è una foto stupenda dove l'ormai bolso Casarini è di fianco al Papa e a tutti gli altri cardinaloni, coi crocioni e compagnia cantante. Papa Francesco, Luca Casarini, che riceve in Vaticano lo staff di Mediterranea Saving Humans, cioè l'ONG del Casarini. Dopodiché il Casarini, una volta ottenuta l'amicizia e i quattrini dei bergogliani, si lascia andare a un commento realistico, diciamo, oggettivamente empirico. Questi vescovi bergogliani sono dei gran coglioni, dice Casarini dopo aver incassato il quattrino. L'ex capo delle Tutte Bianche sfruttava anche una lettera del Papa per incassare soldi. Ne serve un'altra, mi deve chiamare figlio prediletto, dice Casarini. E Don Ferrari, ma tu sei proprio il ghostwriter, cioè quello che scrive i discorsi del Papa. L'inchiesta di Ragusa rivela i vescovi Zuppi e Lorefice hanno sdoganato il no global e il prete cappellano esulta. Leggete Francesco in versione comunista, evviva! Sempre il giovane prete, amico dei centri sociali, dice: la Chiesa è diventata il nostro Soros. Ho avuto la faccia di culo di chiedere i soldi a Bergoglio. Questo è il giovane prete, amico dei centri sociali, ma soprattutto amico del Dio quattrino, perché il Dio sarà uno e trino, ma soprattutto è quattrino. Questa è la morale che viene fuori da tante storie. Comunque è bellissima questa inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Casarini usa il Papa per farsi dare i soldi e poi dice: questi vescovi bergogliani sono dei gran coglioni. È stupendo, tutto il resto lo potete leggere a pagina 9 della Verità. Mentre Maurizio Belpietro si occupa di patriarcato. Il patriarcato è a Gaza. Queste le cifre che fanno arrossire la piazza Fucsia, non una di meno, e i femminicidi palestinesi. Femminicidi, 0 diritti in Palestina. L'associazione Non Una di Meno legga questi numeri. Il vero patriarcato è a Gaza, scrive Belpietro. Qui le donne muoiono per mano di genitori, fratelli e parenti. Si suicidano con frequenza, restano senza giustizia. Quelle che vanno in piazza a protestare provino a farlo nella striscia di Gaza. Sono dati pubblicati in un rapporto promosso da una coalizione di 17 organizzazioni non governative che operano nell'area. C'è una discriminazione tra i sessi, recita lo studio, dentro la società, nella nostra cultura, con alti tassi di omicidio. 29% le donne palestinesi che hanno subito violenza nel 19, 76 donne uccise fra il 16 e il 18, insomma non si fa fatica a credere che i femminicidi e violenza sulle donne siano
tipici anche di determinati regimi. Ecco le cifre: a Gaza il patriarcato è quello vero, scrive Belpietro, mentre a centropagina Novax colpevoli delle polmoniti, la Francia smentisce Rezza e Bassetti, non c'è resistenza agli antibiotici, ma mi viene il vomito ormai a parlare di questa roba qua, mentre in prima pagina ancora sulla Verità il sindaco di Roma Gualtieri che cancella le tracce dell'assalto contro Provvita, scrive Giorgio Gandola. Gualtieri sbianchetta le prove dell'assalto alla sede di Provvita. Il comune diventa efficiente per cancellare gli insulti improvvisamente e per i giornalisti di sinistra l'attacco è una fake news. Erano graffiti e andavano cancellati. Cosa c'è da inalberarsi? Gli svarioni di Parisi, premio Nobel della fisica e del conformismo, scrive Francesco Borgonove, poi a chiudere la COP28 sul clima che serve a fare affari col petrolio. Parte a Dubai la COP28, conferenza mondiale sul clima. Gli Emirati Arabi, padroni di casa, ne approfitteranno per firmare contratti di fornitura di greggio con vari paesi, Germania inclusa. Alla messa al bando totale dei fossili ormai crede soltanto l'Unione Europea e negli Stati Uniti la fronda antibergoglio di molti vescovi passa anche dal no alla linea green del Papa. Di questo parleremo poi tra poco con Alessandro Giglio Vigna, Presidente della Commissione degli Affari Europei della Camera dei Deputati. Relazioni con l'Unione Europea. E ieri c'è stato un discorso in Parlamento sulla relazione fatta dalla Commissione su questi temi europei. Intanto caccia ai criminali, cavallo di Troia per il controllo totale sui cittadini, scrive Camilla Conti, stanati ladri in fuga e evasori fiscali a Genova con l'intelligenza artificiale, con l'ausilio della quale le targhe possono essere incrociate con ogni dato, anche quelli dell'Agenzia delle Entrate. Una risorsa per stanare i criminali, ma un rischio per la libertà. L'Europa è pronta a imitare la Cina, dove tutte le informazioni sulla vita dei cittadini sono tracciate, scrive La Verità. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero. Di corsa, abbiamo 8 minuti. La sinistra cancella Cervinia, l'antifascismo da barzelletta, decisione della regione Val d'Aosta, rimossa la denominazione risalente al ventennio, in realtà al 34. Si chiamerà Le Breuil, la protesta di residenti e Fratelli d'Italia, che parlano di danni al turismo, caos all'anagrafe. E poi ancora clima malato, curarlo costa 9 trilioni, 9 mila miliardi di dollari, fa i conti Sandro Iacometti, inizia la COP28 in quel paradiso terrestre che sono gli Emirati Arabi Uniti. Tra l'altro la COP28 sul clima viene introdotta da uno che è capo della principale compagnia petrolifera degli Emirati Arabi Uniti e capo di governo, insomma un fantastico controsenso, veramente come far aprire la conferenza sui pollai a una volpe. Il governo del PD torturava i migranti, scrive Pietro Senaldi, la sentenza della Corte europea sul 2017. Daniele Capezzone usa Cesare Pavese, verrà la morte e avrà gli occhi di tuo figlio, è la tragedia dei genitori di Filippo Turetta, mentre Mario Secchi si occupa di Draghi, Roma, l'Europa da rifare. Cervinia cambia nome, Roma resta sempre la stessa, c'è chi è in tragicomica fuga dalla storia, chi ne è travolto. Roma fu il centro del mondo, ci ha scritto il libro Cazzullo, quando eravamo padroni del mondo. Mario Draghi ha presentato ieri il libro, ma scusate, come si fa ad arruolare Mario Draghi per farsi presentare un libro? Mi viene la curiosità. Bisogna essere molto bravi per avere Draghi come presentatore del tuo libro. Ha ragione Cazzullo, l'impero romano non è mai caduto, il mito vive, l'eredità è decaduta, ma la sfumatura è importante, perché nella mia vita avanti e indietro di romano mai romanizzato e milanese mai milanesizzato, scrive Secchi, ho imparato che la città eterna non ha mai finito di cadere. Quando pensi abbia toccato il fondo, si inizia a scavare ancora di più. Roma è in perenne decadenza. Roma ladrona, verrebbe da dire. Per questo ha meritato la sconfitta nella gara per ospitare Expo 2030. Candidarla è stata una burla. Draghi ieri ha parlato di Roma e dell'Expo. Ha detto che non crede ai complotti e nel suo discorso ci sono gli elementi della politica. C'è un passato che non può tornare. Roma caput mundi. Un centro della politica, un centro del mondo e delle decisioni da prendere. Improvvisamente Roma si eclissa. Resta il ricordo del Mario Draghi, romano e romanista, ma ci siamo già persi, per cui lasciamo la prima pagina di Libero e andiamo come un solo uomo a vedere la prima pagina di Italia Oggi. Il pezzo del professor Carlo Pelanda in taglio alto prende sempre più quota l'energia nucleare, quella solare ed eolica è complementare,
E il titolo principale però è dedicato a una questione tecnica che riguarda non pochi imprenditori. Ombrello sul credito ampliato. La garanzia del fondo per le piccole e medie imprese è stata innalzata fino all'80% per agevolare l'accesso ai finanziamenti delle piccole e medie imprese in fase di start-up, cioè di nascita, e le operazioni fino a 40.000 euro. Ancora in primo piano su Italia Oggi l'Arabia Saudita, che entra in concorrenza con la Cina e con la Russia e punta un sacco di soldi sull'Africa, scrive il quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi in prima pagina. All'Arabia Saudita non serviva a giudicarsi l'Expo 2030 per dimostrarsi attore globale in crescita sul piano geopolitico e pronto a espandere la propria influenza, in particolar modo in Africa, in concorrenza con Cina e Russia. Intenti ad accettare una normalizzazione dei rapporti con lo Stato di Israele, i sauditi desiderano incrementare con investimenti e commercio la ricchezza nazionale e il peso geopolitico in Medio Oriente e in zone strategiche dell'Africa, come quella subsahariana. Tra l'altro, questa è l'area ricca di materie prime e di minerali, scrive Italia Oggi in prima pagina. E con questo lasciamo anche la prima pagina di Italia Oggi. Andiamo a vedere velocemente il Domani, il quotidiano dell'editore svizzero Carlo De Benedetti. La COP28 inizia sotto i peggiori auspici, tentativi di inquinare i risultati, assenze tra i leader dei paesi di spicco. Sarebbe già un successo menzionare nel documento finale l'abbandono coordinato di petrolio, gas e carbone, scrive Domani. Sul Foglio vi segnalo un articolo dedicato a Israele che prova a sfondare il muro di gomma delle Nazioni Unite sugli stupri di Hamas. Una donna violentata, circondata dagli amici morti. A un'altra è stato tagliato il seno. I terroristi ci hanno giocato. Una, sopravvissuta all'Olocausto, ha visto sua nipote violentata e uccisa. Una ragazza di 14 anni è stata trovata con le gambe aperte e lo sperma sulla schiena. Le avevano sparato in testa. Alla maggior parte delle donne è stato sparato più volte alla testa. Alcuni corpi erano così gravemente danneggiati che dopo 3 giorni il sangue continuava a gocciolare. Hanno mutilato genitali di diverse donne. Sono alcuni dei passaggi dell'indagine dell'unità investigativa israeliana sui casi di violenza sessuale di massa da parte di terroristi di Hamas. E non c'è bisogno di aggiungere niente. Mentre su Roma parla Sabino Cassese con il Foglio. Roma sta morendo lentamente. È sotto gli occhi di tutti il fatto che la città non ha un'amministrazione. Quello che noi chiamiamo comune è una finzione giuridica. Per salvare Roma servono i generali, dice l'ex ministro Cassese, ex giudice della Corte Costituzionale. La sconfitta sull'Expo contro l'Arabia Saudita è l'ultima macchia che sporca una città che non ce la fa più. In una situazione così critica ci sono solo alcuni rimedi possibili, dice il professor Cassese. Innanzitutto reintrodurre immediatamente il governatorato, come quello che Mussolini affidò a Giuseppe Bottai per almeno 15 anni, il tempo necessario minimo per risalire la china della città. Il governatorato va affidato a 3 generali di corpo d'armata, dotati di una congrua cifra, in modo da poter liberamente ricostituire le condizioni del vivere civile elementari. Insomma, la sparata veramente grossa, Sabino Cassese. Roma va messa in mano a 3 generali con tanti soldi e poteri assoluti per riportarla alla normalità. È una città che fa schifo veramente, dice Cassese. L'ha detta grossa, veramente. Il Dubbio, il quotidiano degli avvocati, non lo facciamo in tempo a guardare perché sono le 8:19, quindi un pezzo tratto dal celeberrimo The Wall dei Pink Floyd, perché? Perché è uscito. Ecco, scusami Giulio, se permetti abbiamo già in linea Alessandro Gigliovini, quindi The Wall lo mandiamo alle 8:30. Il direttore è Giulio Cesare Carnelli e quindi ci adeguiamo, ovviamente. Qui Parlamento. Allora, eccoci qua, siamo di nuovo in onda. Io do il piacere di avere con noi, come ho anticipato prima, Alessandro Gigliovigna, Presidente della Commissione Relazioni con l'Unione Europea della Camera. Grazie per essere qui. Forse, quindi una pausa andava fatta, la facciamo.
Pronto? Avvocato, Mi dica. c'è bisogno di lei. Sono l'avvocato Celeste Collovati. Con me parlerete di pensioni e di diritto del lavoro e tutte le problematiche inerenti al lavoro. Ciao a tutti, sono Massimo Leonardi, avvocato e dottore commercialista. Con me parleremo di diritto tributario, diritto societario e danni da malasanità. Sono l'avvocato Giorgia Colombo. Con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo! Vi aspettiamo! Vi aspettiamo! L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18. C'è bisogno di lei. Qui Parlamento. Rieccoci in onda con Alessandro Giglio Vigna, Presidente della Commissione Politiche dell'Unione Europea, che abbiamo con noi per 5 minuti. Dobbiamo essere velocissimi, rapidissimi e affrontare temi enormi, quindi la cosa è impossibile già in partenza. Comunque grazie ad Alessandro Giglio Vigna, buongiorno. Ciao. Grazie a voi, buongiorno e buongiorno ai radioascoltatori. Allora, se non erro, Alessandro, è stata presentata una relazione della commissione che tu presiedi sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, sul programma di lavoro della commissione per quest'anno, sui programmi di 18 mesi del Consiglio dell'Unione Europea, insomma sui temi principali della politica europea. Nel giorno in cui, mi permetto di dire, Mario Draghi, presentando il libro di Aldo Cazzullo, ha detto che serve uno Stato, se no finiamo male. Serve uno Stato vero e proprio dell'Unione Europea, il super Stato si diceva una volta, perché altrimenti non andiamo più avanti, ha detto Draghi. L'Europa è in una fase critica. Tu ti sei occupato di tanti temi come Presidente della Commissione, la Commissione si è occupata ovviamente di tanti temi. In primo c'è anche la transizione green, nel giorno in cui si apre la COP sul clima, la COP28 a Dubai, che è come far aprire la conferenza sui pollai alla volpe, dal mio punto di vista, però quello è. In ogni caso, il tema della transizione green tu hai sostenuto, anzi la commissione che tu presiedi ha sostenuto, va coniugato con l'occupazione, quindi non si può avere la transizione, l'emissione zero con la disoccupazione al massimo, anche la disoccupazione deve essere a zero e tante altre questioni. Lascio a te in pochi minuti
di sintetizzare che cosa la commissione che tu presiedi ha offerto come spunti di riflessione politica anche critici al Parlamento. Sì, guarda, hai già praticamente detto molto. Quello che noi stiamo vedendo è che il nostro paese ci chiede, e quindi noi ci stiamo muovendo in questo senso, una transizione verde che sia compatibile con quello che è la necessità dei lavoratori e quello che è la necessità delle imprese. Quindi, come dicevi tu, se le politiche ambientali vanno a creare disoccupazione e a dare problemi alle imprese, è evidente che queste politiche ambientali non vanno bene, e quindi quello che l'Italia chiede, e per Italia intendo questo sistema paese d'Italia che produce, è una transizione verde che sia socialmente sostenibile e che sia sostenibile dai lavoratori e dalle imprese, e non solo una transizione verde che va a contrastare il concetto dell'autonomia strategica dell'Europa. Che cos'è l'autonomia strategica dell'Europa? Vuol dire che dobbiamo tornare a essere un continente, per quello che riguarda l'Italia, un paese di produzione, almeno per quelli che sono gli asset strategici come la difesa o come la sanità o come la produzione di acciaio, o assolutamente tema importantissimo l'energia, perché se ci siamo liberati dal gas russo non dobbiamo cadere nella trappola di finire schiavi del litio cinese, perché quando poi ti leghi alla Repubblica Popolare Cinese di fatto ne diventi schiavo. E allora, Ecco, Alessandro, mi permetto di dire che sono giustissimi, no, gli input che la Commissione dà al Parlamento e quindi anche alla maggioranza di governo per dire poniamo questi temi, sono quelli che tu stai dicendo. No? Bisogna affrontare la questione green in questa chiave, cioè senza trascurare l'occupazione e il lato sociale della questione. Fare politica industriale, fare politica energetica, così come bisogna trovare una politica sull'immigrazione. Voi avete detto, no? La tua Commissione ha sottolineato. Ecco, tutto questo io lo riassumo per il pochissimo tempo che ci rimane nella questione che ha posto Mario Draghi, perché tutte queste belle cose, tutte queste linee di politica diventano pratiche, concrete, quando c'è uno Stato. Se l'Unione Europea non è uno Stato, cosa ne parliamo a fare? Arriveranno solo le direttive che tu giustamente critichi, no? Perché, altro aspetto, tu inteso come Presidente della Commissione, perché tu sottolinei, anche voi sottolineate, che non si può continuare a impartire le regole dall'alto, no? Bisogna avere anzi, al contrario, bisogna avere più direttive e meno regolamenti, perché il regolamento è una roba belle fatta, te la schiaffo in faccia e tu la devi applicare. Però tutto questo sempre ci riconduce al problema, credo, posto da Draghi. O questa roba qui diventa uno Stato, l'Unione Europea, o se no, diciamo, sarà ben difficile evitare i regolamenti, cioè diventa una cosa burocratica che io ti schiaffo in faccia il regolamento bello fatto e tu me lo adotti. È una cosa amministrativa, burocratica, non una cosa che fa politica, giusto? Esattamente, ci sono due problemi a quello che dice Draghi. Uno, che i paesi sono troppo diversi, quindi non si possono applicare le stesse regole in così tanti paesi e così tanto diversi. E due, che l'Unione Europea non ha ancora un impianto democratico per essere uno Stato. In questo momento non può essere uno Stato, perché anzi, noi che ci occupiamo di politiche dell'Unione Europea, senti questo Giulio, diciamo che se l'Europa fosse uno Stato non avrebbe requisiti minimi per aderire all'Unione Europea in quanto Stato. Non è uno Stato e quindi non può legiferare, e con i regolamenti le leggi appunto sono belle che fatte, gli Stati nazionali non possono più dire niente. Ma io faccio un passo oltre. I regolamenti non solo sono ponte superiore rispetto alle leggi nazionali, sono ponte superiore rispetto anche alle leggi regionali, e quindi bisogna fare molta attenzione e bisogna andare in Europa, come stiamo facendo noi come Commissione, i nostri parlamentari, il governo, la maggioranza, a battere i pugni per far capire che bisogna avere direttive e non regolamenti, perché le direttive si possono modificare, perché il regolamento è anche fonte superiore rispetto alla legge regionale, e questo ci inficerebbe quel grande progetto, quel grande iter di autonomia che noi stiamo portando avanti, perché il regolamento schiaccia purtroppo anche la legge regionale. E
molti regolamenti stanno naufragando nei triloghi e nelle discussioni europee e si stanno smorzando, e si stanno stoppando e stanno avendo degli stop che sono momentanei, Euro 7, le case green, gli imballaggi, si stanno semplicemente scontrando contro la realtà. L'agenda Timmermans, che poi è l'agenda Greta, non riesce ad andare in porto, sia per l'irrealisticità di certi temi che pongono, sia proprio per il fatto che a un certo punto gli stati d'Europa e tutti gli stati d'Europa stanno dicendo no, noi vogliamo continuare a legiferare, perché comunque è lo Stato che sono gli organi statali che sono eletti dal popolo, gli organi dell'Unione Europea sono molto molto lontani dal popolo. Allora Alessandro, noi dobbiamo salutarci qua. Io dico semplicemente meno male che almeno qualche input dai parlamenti arriva, sempre che possa essere utile. Certamente le questioni poste dalla Commissione Politiche dell'Unione Europea che tu presiedi sono questioni vere, però insomma sarà molto difficile tradurle in operatività concreta finché c'è questo assetto di poteri tra Unione Europea e Stati membri. Intanto io ringrazio Alessandro Gigliovigna, buon lavoro, buona giornata Alessandro, grazie. Grazie a voi vostri ascoltatori. Qui Parlamento.